Per quanto riguarda il 2020 noi abbiamo avuto una perdita di fatturato che si aggira tra l'85 e il 90%. Wedding planners, vale a dire organizzatori di matrimoni e non solo, fermi da più di un anno e senza certezze sul futuro. In Campo San Geremia i professionisti del settore matrimoni ed eventi privati manifestano contro la mancata indicazione da parte del governo di una data per la ripartenza delle attività del comparto. Oltre a Venezia, la protesta si svolge contemporaneamente in altri 11 capoluoghi di regione italiani. Si tratta di un settore sviluppatissimo e che genera fatturati tutt'altro che irrisori. L'indotto che viene deriva dal lavoro del matrimonio è di 450 milioni in Veneto. Dietro c'è un mondo intero di professionisti e di lavoratori che da 14 mesi non riescono a portare a casa nulla. Ai wedding planners si sommano quindi diverse categorie e figure professionali, titolari di atelier, catering, DJ, musicisti, fioristi, calligrafi, truccatori, parrucchieri, ma anche proprietari di location come Alessandro Melloni. Quest'anno, diciamo il 2020, è stato un anno dove abbiamo fatto meno di un terzo dei matrimoni che erano previsti. Marco Biasetti fa parte dell'organizzazione di eventi. Tecnici, chi sta in produzione, acrobati, ballerini, teatri, circhi, tutto quello che riguarda DJ, musicisti e cantanti, tutto quello che riguarda proprio la parte artistica, e siamo veramente tanti. L'impegno della politica a favore della categoria arriva con le consigliere regionali Laura Cestari e Alessandra Sponda. Presenteremo in aula una mozione, quindi presso il Consiglio regionale del Veneto, per far sentire un pochino la voce di questo comparto un po' dimenticato. Ci aspettiamo una risposta unanime da tutte le forze politiche, perché deve essere una battaglia portata avanti da tutti.